Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas e siamo di nuovo qui insieme per disquisire del nostro Cagliari. Allora, sono passate ormai una duecina, una quindicina di giorni dall'ultima volta che ci siamo sentiti perché si è concluso il campionato. Ci siamo salvati signori, siamo pronti per approcciare una nuova stagione di Serie A, abbiamo tutta una lunghissima parentesi di calcio estivo. Vi anticipo già che ci proveremo, almeno secondo poi degli impegni del tempo disponibile, ma comunque faremo sicuramente anche dei video per commentare insieme le opere calcistiche della nostra Italia. Insomma, signori, siamo italiani, se quando giochiamo una competizione, adesso c'è l'Europeo, non ci dedichiamo un po' alla maglia azzurra, è un delitto per chi ama il calcio, quindi seguiteci anche per questo, perché insomma si comincia fra pochi giorni. Io sono a metà fra il terrorizzato e quello che ha buone aspettative, però vedremo. Ho sempre pronto lì l'antiacido per lo stomaco, ma insomma. Mi rallegrerò pensando che il Cagliari comunque si è salvato. Allora, vi ricordo che c'è anche TikTok e Instagram, signori, iscrivetevi anche lì, mettete un mi piace, commentate, spammate un po' il canale, iscrivetevi qui, signori. Raggiungiamo almeno questi 100 iscritti prima di iniziare poi il secondo campionato. Secondo me stiamo andando bene, vedo molte visualizzazioni, molte intercettazioni per i video che facciamo, ma dobbiamo andare avanti così. Sosteniamoci insieme, un posticino dove si parla di Cagliari, si parla di calcio così in amicizia, nel rispetto reciproco di tutti. Quindi se siete personcine educate, siete sempre benvenute. Detto ciò, io sentivo l'esigenza, lasciando passare un po' di giorni, volevo vedere un po' di raggranellare, di far accumulare un po' di notizie per commentarle insieme sul nostro cagliarinesimo pieno. Allora, Claudione Ranieri è andato. Noi al momento attuale abbiamo un allenatore? Allora, è brutta dirla, ma al momento attuale non abbiamo ancora un allenatore. Nomi se ne stanno alternando di ogni sorta, ogni sorta. Allora, ci sono state delle voci, ma delle voci, dove sembrava che Paulo Sosa potrebbe tornare in Serie A, ma effettivamente poi lui aveva guidato già la Fiorentina ai suoi tempi, la Salernitana, poi tutte queste robine qui. Sembrava che questo buon, ottimo, insomma, un buon tecnico, non è qualcosa che mi emozioni anche dal punto di vista tattico, però ex tecnico del Flamengo, poteva essere stato contattato, ma alla fine niente di fatto dalla nostra parte. Poi si è andato avanti ancora, si è provato a contattare il buon Calzonà. Anche lì, Claudione se ne va e tu provi a contattare Francesco Calzonà, che ha avuto una breve esperienza, io lo chiamo Calzonà ma penso sia Calzona, per farvi capire già. Ha avuto una breve esperienza col Napoli, conosce l'ambiente perché comunque è stato vice di Eusebio, di Francesco, quando era andato da noi, per l'amor di Dio, dimentichiamocelo per sempre, io voglio bene a tutti, ma no. Però, però, sembrerebbe che anche qua la roba sia andata poi con un nulla di fatto. L'ultimo nome che sembrerebbe essere quello più plausibile, e devo essere sincero, non mi dispiace neanche poi così tanto, è il signore che si chiama Davide Nicola, che dopo aver ottenuto una salvezza quasi impossibile con l'Empoli, sembrerebbe essere l'erede putativo, insomma, in queste missioni impossibili delle squadre, insomma, che poco attrezzate economicamente e tecnicamente comunque con enormi margini di miglioramento come può essere la nostra, il personaggio giusto da tenere su di noi. Allora, il livello tecnico che abbiamo noi è sicuramente vicino, a quello dell'Empoli, cioè inutile che ce la meniamo moltissimo. Mi resta però, quindi diciamo che a parità di situazione sa già che tipologia di obiettivo, insomma, trova a Cagliari, se venisse Nicola, si intende. Il fatto che, dico io,
non è comunque un tecnico, che abbia fatto giocare questo Empoli in maniera così tanto preponderante da potergli garantire una salvezza tranquilla. Cioè, l'Empoli si è salvato anche lui agli ultimi respiri del campionato. Quindi, per quanto io sia consapevole che molto plausibilmente anche il prossimo anno, se non torniamo giù, comunque sarà di nuovo una roba simile a questa, dove arriviamo alle ultime giornate a capire se siamo vivi o morti, mi piacerebbe avere qualcuno talmente tanto bravo che con le buone basi tecniche che abbiamo in certi settori e andando a toccare il mercato con quello che c'è di disposizione economica da parte della nostra società, si riesca a puntellare quel tanto che basta, con un bell'occhio per i giovani, un bell'occhio per i soggetti giusti da inserire, un Cagliari che non dico che si debba salvare a dicembre, ma che comunque sia si possa ostinatamente mettere in quella zona di classifica dove magari ci salviamo, non dico tanto a gennaio, ma magari che intorno a marzo più o meno hai già quel grosso margine di sicurezza dove magari ti salvi comunque l'ultima giornata, ma puoi campare senza livelli di ansia e di bile eccessivi per 1 mesetto, 2. Quindi la mancata esperienza in grossi palcoscenici o comunque, anche a livello di elasticità tattica, di lavoro, proprio di esperienza sul campo, per quanto abbia fatto una bella prova con l'Empoli, a me Nicola non è che me la dia proprio al 100%, cioè una roba è Claudio Ranieri ha salvato l'impossibile, ha compiuto miracoli calcistici in ogni dove nell'universo calcistico europeo. Mi viene Claudio Ranieri, so che è in grado di lavorare con tutto, in tutte le situazioni, con tutti i budget, con tutte le tipologie di giocatori, perché ha visto davvero tutto nella sua carriera. Nicola è un allenatore comunque calcisticamente parlando giovane, che ha visto realtà piccole, comunque medio-piccole e basta, ha lavorato sempre in quel modo lì, quindi non so quanto possa effettivamente essere, cioè non mi rende tranquillo al 100% la situazione, diciamola così. Però, devo essere sincero, fra i vari nomi che abbiamo elencato, con tutto il rispetto per gli altri professionisti di cui, vi ho accennato nell'elenco di nomi, di voci fantacalcistiche che stanno venendo fuori, è quello che trovo più plausibile e, tolto tutto, anche più attinente alla situazione. Sebbene potendo scegliere, ovviamente, uno avrebbe scelto qualcuno con un pochino più di esperienza, insomma. Lo vedo bello caldo per queste situazioni, comunque lui perché appunto si è appena salvato con l'Empoli. La nostra piazza, con tutto il rispetto per tutti, è una piazza, bella fomentante, bella, che avvolge insomma col suo cuore, con il suo affetto, con il suo amore tutti gli allenatori che arrivano, nel bene o nel male dà il beneficio del dubbio a tutti, quindi credo che in un ambiente come il nostro, con un allenatore comunque più giovane, forse tolto tutto ce la potremo anche cavare. Quindi diciamo che nel settore allenatore, volendo usare sempre un po' i voti che usavamo quando facciamo i commenti delle partite, diciamo che da 1 a 10 il mio livello di soddisfazione al momento è una sufficienza piena. Cioè se viene Nicola è un 6 pieno con tutte le possibilità di migliorare nel corso dell'anno, del calciomercato. Se non viene Nicola sinceramente a me altri nomi plausibilissimi al momento, se sono quegli altri le alternative, non è che proprio, però vedremo, speriamo di sì, anche perché continuano a susseguirsi notizie dove il fatto che effettivamente la nostra società stia cercando, di tenere bello stretto insomma, di tenere bello stretto i contatti con Nicola, vediamo. Bisogna vedere se effettivamente poi, continuerà con l'Empoli o se venga da noi. Io spero venga da noi, però vediamo. Detto questo, e queste sono, le notizie relative al calciomercato dell'allenatore. Per quello che riguarda la squadra, allora, è successa una roba davvero che devo essere sincero mi ha lasciato molto basito.
non pensavo, non pensavo di arrivare a questo. Nathan Nandez, fomentatore comunque della nostra folla, del nostro spogliatoio, e se ne va. Se ne va via e se ne va con un contratto in scadenza 30 giugno per andarsene in Arabia. In Arabia Saudita ha lasciato un bellissimo post, per amor di Dio, che era bellissimo, cioè era il minimo che si potesse fare, ci mancava pure. Dove ve lo leggo proprio citandovelo il post. Pensavo che non arrivasse mai questo momento, questo giorno. Volevo farvi questo piccolo video per salutarvi tutti, per ringraziarvi. 5 anni veramente belli, arrivato a Cagliari da ragazzino, andando via da uomo. Uomo uruguaiano ma anche sardo. Difficile questo saluto, voglio davvero ringraziarvi. Lascio un grande pezzo della mia vita qui, un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio, è un arrivederci. Come ho sempre detto, non mi trasferirò in una squadra che giocherà contro il Cagliari, non lo farò. Potete stare tranquilli, il Cagliari resterà la mia unica squadra in Italia. Tiferò Cagliari per sempre, grazie mille per tutto. Allora, mi piace il fatto di tutto questo che lui abbia deciso di non giocare in Italia, per evitare qualunque tipologia cioè almeno ce la vende così, qualunque tipologia di dubbio sul fatto che potrebbe giocare contro di noi se giocasse in Italia. E mi sento di credergli, perché comunque sia ha ricevuto nel corso degli anni offerte anche da club di prima fascia, insomma in Italia l'Inter, la Juve, il Napoli. Nel corso degli anni ci si sono avvicinati un po' tutti. Poi, per carità, bisogna sempre filtrare un po' quelle che sono le fantacazzate, passatemi il francesismo, ma sapete, con canale bilingue, e le cose reali, però sicuramente contatti con squadre più attrezzate della nostra le ha avute in Italia e ha sempre detto di no. Mi dispiace per lui il fatto che stia andando in Arabia, non perché sia un brutto luogo dove vivere, perché assolutamente no, cioè penso si viva bene, faccia tutto quello che non è il primo e non sarà l'ultimo di calciatori. Però mi dispiace questa fuga di talenti, insomma. È un campionato che oggettivamente, per quanto stia pompando tantissimi miliardi signori, per portarsi via tantissimi giocatori da tutto il resto del mondo, soprattutto dal bacino europeo. Più eclatante è stato Ronaldo, che però lo giustificavi perché quasi era a fine carriera praticamente, però vedi poi i nomi più eclatanti in piena forma, tipo Milinkovic-Savic e altri ancora, sta facendo quello che era successo, il boom, se vi ricordate, del calcio cinese ai tempi di un paio di europei fa, quando andarono via Graziano Pellè, se non sbaglio ci andarono poi parecchi giocatori brasiliani e via così. Cannavaro, cioè... mm, allora, tu sei giovane, sei in piena forma, sei diciamo all'apice della maturità tua, sei in piena forma fisica, in piena maturità mentale. Mi dispiace vedere che comunque, e poi è innegabile dirlo, ci si sia attaccati più al soldo che alla volontà di continuare una carriera in un calcio un pochino più fomentante. Perché oggettivamente, tu stai andando in Arabia a guadagnare sicuramente molti più milioni di quelli che non potrebbe mai pagarti il Cagliari e plausibilmente neanche nessuna squadra italiana. Però mi dispiace vedere questo scegliere un po' il soldo piuttosto che qualche altra avventura magari fomentante, tipo il Cagliari in un altro campionato europeo. Perché io son convinto che delle offerte ci siano state, avevo sentito qualcosina dal Portogallo, dalla Spagna, perché no, dico io. Sicuramente i soldi sarebbero stati pochi, però ehm, avresti comunque continuato a bazzicare in un calcio che comunque può contare, magari in una squadra anche di media fascia spagnola o portoghese, andando poi a farti magari una conference, qualcos'altro, perché comunque sono campionati molto più lisci rispetto ai nostri su tante cose. Cioè ci sono delle gerarchie molto più nette, noi siamo molto più alternanti, ci sono altri campionati in Europa dove sono sempre le stesse più o meno in quelle posizioni da quasi 10 anni.
Non ne faccio assolutamente una colpa a lui, ne faccio una colpa al sistema calcio che evidentemente, a livello europeo ha tantissime cose dove deve migliorare e cambiare e porta poi molti giocatori a scegliere a quel punto lì poi un livello economico irraggiungibile dal calcio europeo, andando in un campionato che però oggettivamente, come c'era stato il fuggi generale verso la Cina e poi c'era stato il boom, se vi ricordate anche dell'MLS, quindi del campionato americano, quanti talenti, ultimo in ultimo, lo stesso Insigne, cos'era l'anno scorso, che se ne sono andati in America. E non stiamo parlando di giocatori a fine carriera, stiamo parlando di giocatori comunque che anche Giovinco quando andò nell'MLS non era finito, cioè tutt'altro, però poi ti togli inesorabilmente da quel bacino di attenzione che poi ti può riportare nel calcio che conta, cioè vai lì a tutelare tutte le tue generazioni future con un fior di milioni, però difficilmente poi attirerai più l'attenzione di qualche grossa squadra europea, anche medio, grossa, comunque di una squadra che conta qualcosa o che ha qualche ambizione a livello europeo. Gli auguro comunque sia ogni bene, perché si è comportato molto più correttamente di tanti altri giocatori di tante altre squadre che sono fuggiti via, senza quasi neanche salutare, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni è capitato molto spesso, allenatori anche, quindi si è comportato secondo me, molto meglio di quello che uno possa dire. Poi mi rendo conto che ci sono certe fasce di tifoseria che giustamente più di pancia siano deluse da questa scelta, però oggettivamente se sei un giocatore di talento, e Nandez non puoi negarlo, è un ottimo giocatore, uno dei migliori sicuramente che avevamo, ci può stare che decida di andare altrove. Mi dispiace, ma più che altro per lui, che lo vada a fare in un campionato che è un grosso giocattolone, insomma, cioè oggettivamente è un grosso giocattolone di soldi, come era stata l'MLS, come era la Cina, dove però a livello di qualità proprio tattica, di gioco, di crescita proprio calcistica del giocatore, penso che possa fare molto poco. Sicuramente sarebbe stato meglio il Cagliari ancora o qualunque altra squadra europea dove poteva andare a giocare. Non tutte, però un buon numero. Detto questo, io personalmente non posso che ringraziarlo per tutto quello che ha fatto, perché è stato fomentante in tanti momenti, in infiniti momenti. Quest'anno poco incisivo, ma non può fare tutto da solo. Oggettivamente la squadra ha il suo livello medio-basso, molto più verso il basso purtroppo. Quando c'era da fare ha fatto tanta legna, tanto lavoro difficile, si è prestato a qualunque regime tattico, ha fatto quasi il terzino per un buon periodo dell'anno, ha fatto di tutto quello che poteva, quindi io gli auguro ogni bene. Però credo che sia un bello spunto su cui riflettere su come oggettivamente il calcio italiano, che rispetto alla sua scelta di non essere andato in nessuna squadra italiana lo capisco, però secondo me a livello europeo se ci fossero molte più garanzie su tante cose per certi giocatori, difficilmente accetterebbero i soldoni di campionati comunque che fanno il loro gioco per cercare di attirare un po' di attenzione andando a calare decine di milioni alle società per cercare di portarsi i giocatori dalla loro. Detto questo, sicuramente l'ingresso poi economico di Nandez ci sarà molto utile a livello di calciomercato. Abbiamo, poi, il lavoro da fare sul riscatto di Oristagno, che spero che porteremo a termine. Il nostro prestito da parte dell'Inter conta 4 milioni di euro da sborsare. Io credo che sia qualcosa su cui assolutamente spingere. Spero che l'Inter non decida per il controriscatto di 6 milioni, perché altrimenti non credo che potremo permettercelo, però a me oggettivamente è piaciuto un sacco come si è inserito questo ragazzo e spero oggettivamente di tenerlo, quindi anche lì sono tanti se in questo momento. Siamo poi, mentre attendiamo ancora il nuovo allenatore, in attesa del futuro del nostro Pavoletti che nonostante tutti i suoi problemi fisici ha comunque quasi firmato il prolungamento di contratto, ovviamente con cifre più piccole, ma non credo che Pavoletti si faccia problemi. Io credo che sia una bandiera ormai praticamente della nostra maglia, credo che resterà con noi fino alla fine della sua carriera. Non credo che
farà mai qualcosa per cui possa andarsene, però cerchiamo di gestire bene anche questa situazione e vediamo. Ci sono state poi delle voci sulla Roma che puntava probabilmente Prati, ma al momento non ci sono ancora delle effettive sicurezze in questo senso. Speriamo che non ce lo portino via perché è importante. Inoltre sembrerebbe anche, questo riportato dalla Nuova Sardegna, che il Cagliari stia trattando 2 profili non poco male effettivamente, uno Castanos dalla Salernitana e l'altro Andrea Cistana del Brescia. Non mi dispiacciono, io ho seguicchiato un pochino anche il Brescia in questi mesi, devo essere sincero. Questo bel difensorino che vuole tornarsene in Serie A non sarebbe niente male. Sembrerebbe anche che potrebbe arrivare dal Como Semper per sostituire uno dei 2, Scuffetto o Radunovic, se se ne andassero. Io spero che Scuffetto rimanga perché mi è piaciuto molto. Radunovic, se volesse andare, sostituirlo con Semper, per quanto non sia sto portiere fomentantissimo, però con un Scuffetto titolare penso che possa fare la sua figura anche lui. E per quanto riguarda invece Castanos della Salernitana, senza infamia, senza lode, ci sta un po' il vendi generale quando finisci in B, quindi se possiamo pescare qualcosa di buono, oggettivamente Castanos non è neanche un brutto slot da riempire, e quindi perché no, dico io. Effettivamente un bel centrocampista come Castanos, che vuole sicuramente rimanere in Serie A, legarsi al Cagliari non sarebbe una brutta cosa. Sono contentissimo poi invece sul fronte difensivo sempre per Mina. Mina è riuscito a convincersi a rimanere, ma io non avevo tanti dubbi, mi è piaciuto come è arrivato, si vede che si è innamorato della piazza e della maglia, e il Cagliari ha esercitato subito l'opzione di prolungamento per tenere con noi per un altro anno, fino al 30 giugno del 25. L'abbiamo quindi blindato, ha fatto 2 gol, 15 partite, una buona media anche sul 6,5 di votazione del Fantacalcio, che può essere qualche notizia utile, quindi insomma io direi che, abbiamo già fatto qualche mezzo colpetto, già soltanto il fatto di tenere un po' di robina dalla nostra, di blindare qualche buon giocatore non è male, perché se già ad esempio in difesa resta tutto invariato, a me non dispiace, magari possiamo andare via o Azidiakos o Vitesca, però oggettivamente il settore dove secondo me a 'sto punto dobbiamo puntellare meno. Bisogna trovare un bel sostituto per Nandez, ma insomma qualche milioncino lo incassiamo, quindi si può fare. Non credo che sia giusto pagare 6, 7 milioni nel caso l'Inter giochi al rialzo, ristagno, mi sembrano troppi per bruciarci buona parte di budget, così è troppo. Se però riusciamo a riscattarlo al prezzo base che avevamo, mi sembra un'ottima cosa, quei 4 milioni ci stanno. Credo che sia necessario trovare qualcuno di giovane davanti. Adesso, noi abbiamo il nostro giovane, il nostro giovanotto lì che, fa cose, prova, sembra esista, non esista, però credo che sia arrivato il momento di cominciare a levare un po' di robina là davanti, e parlo con tutto il buon amore del mondo di Petagna e di Shomurodov, e provare ad andare avanti con Pavoletti, Luvumbo e la Padula, accostandogli però qualcosina di un pochino più incisivo rispetto a quello che abbiamo presentato, insomma, nell'ultimo periodo. Quindi io direi che, oggettivamente, Robina, a posto di Mutandua, insomma, non è con tutta la buona volontà del mondo, però io credo che, qualcosina sul fuoco ce l'abbiamo. Bisogna vedere se ci bruciamo, se va bene, però al momento son solo notizie, poi credo che prima faran passare gli europei prima di decidere tante cose, quindi possiamo goderci con calma l'Italia, secondo me, per quanto durerà, speriamo abbastanza. Detto questo, signori, era giusto una chiacchierata per tenerci un po' aggiornati sulle cosine. Io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente, iscrivetevi qui, mettete un mi piace, un commentino, datemi qualche idea, se avete voi delle idee sugli allenatori, chi vi piacerebbe avere, cosa vorreste vedere arrivare dal mercato, come è andato il vostro fantacalcio, signori, poi facciamo anche un video su quello perché c'è da piangere qua. Iscrivetevi anche a TikTok e Instagram e ci rivediamo presto, anzi ci risentiamo presto. Ciao a tutti e a io.